Negli ultimi anni gli accadimenti atmosferici che si sono succeduti sono stati di particolare intensità, con pesanti danni al territorio. Fortunatamente la regione del Veneto, con l'amministrazione Zaia, non è rimasta con le mani in mano, ma con lungimiranza ha attivato importanti opere di mitigazione del rischio all'interno di un piano da oltre 3 miliardi di euro dedicato al dissesto idrogeologico, di cui 1 miliardo già investito. Senza contare i 1.500 cantieri per quasi un altro miliardo di euro avviati nel post-Vaia. Il maltempo del dicembre 2020, con precipitazioni maggiori rispetto a quelle del 1966, quando ci furono oltre 100 morti in Veneto, e anche a quelle del 2010, in cui si registrarono 32 rotture arginali con mezzo Veneto allagato, ha dimostrato l'importanza del lavoro fatto dalla regione nel tempo. Certamente danni e disagi si sono visti anche in queste giornate, basti pensare alle numerosissime frane in movimento, ma nemmeno lontanamente paragonabili ai danni conteggiati in situazioni precedenti. In tal senso si può quindi affermare che senza le opere messe in campo dalla regione, le problematiche in queste ore sarebbero state immensamente superiori. È impossibile mantenere un rischio zero in questi eventi, però le opere che sono state effettuate negli anni precedenti dalla Regione, in tutto il territorio, hanno limitato moltissimo quello che era un rischio. Se questi eventi fossero successi in altre circostanze senza queste opere, sicuramente avrebbero distrutto il territorio, mentre così siamo riusciti a mitigare i danni. Un Veneto, ancora una volta, duramente colpito dagli eventi calamitosi, in un'annata già funestata dal Covid, che non ha risparmiato nulla al territorio. Ma un Veneto indomito, che con forza non indietreggia, anzi, coordinandosi perfettamente tra amministrazioni e volontari in un'unica regia, ha ottenuto ovunque prestigio e riconoscimenti. Emblematiche, in tal senso, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, espresse dopo Vaia. Qui in Veneto abbiamo avuto un esempio altamente positivo di come l'attivazione in via preventiva della rete di protezione civile abbia potuto mitigare le conseguenze del disastro sulle persone, in base ad accurate previsioni meteorologiche. È la conferma di come il modello di collaborazione tra regione, prefetture, forze del volontariato possa giocare un ruolo prezioso non soltanto nell'emergenza delle catastrofi una volta verificatesi, ma soprattutto sul terreno della prevenzione per ridurne o evitarne le conseguenze. È una lezione che va fatta propria da tutte le istituzioni quando sono chiamate a compiere scelte che riguardano il futuro. Una realtà solida, un connubio vincente, quello tra la regione, con le sue strutture, e i volontari di protezione civile. Una condivisione di ideali e prospettive che danno sicurezza al territorio e ai suoi cittadini. In Veneto abbiamo una capillarità di soccorritori con varie divise, professionisti e non professionisti, che nessun'altra regione d'Italia ha. Ma questo non è un caso, perché se abbiamo così tanti soccorritori anche volontari, vuol dire che lo spirito di solidarietà è intrinseco nel nostro DNA. La Regione Veneto ha richiesto immediatamente l'attivazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile con la dichiarazione dello stato di mobilitazione delle risorse nazionali. È stato un evento che ha tratto origine dai cambiamenti climatici, quindi un evento eccezionale, un evento che purtroppo noi ci auguriamo che non possa più ripetersi, ma potrebbe verificarsi ancora nuovamente in futuro. Ed è per questo che noi dobbiamo lavorare con il contributo vostro, di ogni volontario e di ogni volontaria, per migliorare la nostra capacità di
organizzazione, di prevenzione. I volontari del Veneto, Angelo Borrelli lo sa, devo litigare per tenerli fermi, i miei volontari, perché vogliono sempre partire. Sono uomini di braccia sicuramente, perché in quelle situazioni che abbiamo visto le braccia sono fondamentali, ma sono soprattutto uomini di cuore, per cui grazie ancora per tutto quello che avete fatto e che continuate a fare quotidianamente. Grazie veramente di cuore.